Se con una mano ti danno i contributi a fondo perduto e con l'altra se li riprendono tutti indietro attraverso le tasse, per lo Stato non cambia nulla, ma per tantissime piccole attività la situazione economica peggiora enormemente, alimentando tra gli imprenditori il sospetto di aver subito l'ennesima beffa. Questo è quanto rilevato dall'ufficio studi della CGA. In sintesi, con i due decreti sostegni approvati nei mesi scorsi, il governo sarà chiamato a erogare a imprese e partite IVA 21 miliardi e 400 di contributi a fondo perduto. Per contro, le attività economiche verseranno all'erario quasi 19 miliardi di euro entro la fine di giugno per onorare le scadenze previste dal calendario fiscale. Questo significa che se molti titolari d'azienda riceveranno pochi aiuti e in ritardo, dovranno poi restituirli al mittente, cioè allo Stato, per pagare acconti e saldi di tasse varie. Oltre il danno la beffa. Se verosimilmente gli aiuti dei due decreti sostegni verranno bruciati per onorare le scadenze fiscali del solo mese di giugno, la CGA torna dunque a ribadire la necessità di un azzeramento del carico fiscale per l'anno in corso. Questo taglio generalizzato di tasse e imposte erariali infatti costerebbe al fisco tra i 28 e i 30 miliardi di euro, una stima calcolata ipotizzando di consentire a tutte le attività economiche con un fatturato al di sotto del milione di euro di non versare per l'anno in corso IRPEF, IRES e IMU sui capannoni. Queste piccole aziende, in attesa della tanto agognata riforma fiscale, dovrebbero comunque versare le tasse locali, in modo tale da non provocare ulteriori problemi di liquidità a sindaci e governatori. Con un fisco più leggero, nella seconda parte dell'anno potrebbero operare con meno ansia, meno stress e più serenità.